Oggi iniziamo un percorso che è quello di condividere come la montagna dovrà approcciarsi al tema delle Olimpiadi. Le Olimpiadi assegnate alla montagna veneta e alla montagna lombarda, dobbiamo però capire che gli effetti non saranno solamente su Cortina e su Milano, ma gli effetti che noi vogliamo siano positivi devono essere su tutto il territorio montano. Su questo dobbiamo attrezzarci anche per non commettere gli errori che per esempio nel caso delle Olimpiadi di Torino sono stati fatti. Quindi un primo dibattito in cui cominciamo a coinvolgere i portatori di interesse con l'obiettivo di riuscire a costruire un percorso condiviso. In questo convegno abbiamo trattato i temi delle Olimpiadi, di come ci si prepara, come il territorio si prepara alle Olimpiadi e come tutti quanti coesi dovremmo arrivare al risultato finale di gestire un evento olimpico di dimensioni importanti come quello che stiamo in questo momento organizzando. Già il turismo si sta internazionalizzando, in questi anni siamo passati dal 19%, quest'anno andremo a sfiorare il 50%, quindi un turista straniero su 2 arriva nella nostra provincia. Noi bisogna essere pronti e uniti per questo tipo di eventi. Nel convegno di oggi abbiamo analizzato come i territori stanno vivendo l'aspettare l'evento olimpico e l'arrivo delle Olimpiadi invernali che sono state assegnate a Milano e Cortina, e ragionando su come le aree montane e la politica nazionale potrà lavorare per dare una nuova dignità e nuove opportunità di sviluppo ai territori appunto delle valli alpine. E la grande sfida nel dire che Milano e Cortina e quello che sta in mezzo portano la politica, le istituzioni, la regione e il governo a definire nuovi percorsi di sviluppo attorno alle aree montane, nuovi servizi, nuova dignità, nuove occasioni di crescita economica e benessere. E questa è una grande sfida di un paese unito che dice che dalle Olimpiadi, dai grandi eventi, riesce a cogliere elementi di sviluppo economico, certamente istituzionale e politico. Una grande elaborazione che passa anche da una riorganizzazione della governance e del sistema degli enti locali per renderli più moderni e più adeguati a vincere le sfide del futuro.